buonasera a tutti, benvenuti e bentornati al Grand Central per il Grand Central Literary Festival. Siamo giunti ormai al terzo appuntamento, siamo quindi a metà di questa prima parte del festival nell'edizione estiva. Dato che il tempo non è mai sicuro, continuiamo a trovarci all'interno e stiamo così ben tranquilli di non dover scappare all'ultimo minuto per un acquazzone improvviso. Mi fa piacere vedervi numerosi questa sera, ma oltre al pubblico presente in sala ricordiamoci di salutare anche il pubblico che ci sta seguendo da casa grazie alla diretta di Mestre Mia all'interno del gruppo Facebook. Ringrazio come sempre Chico e Andrea per la presenza e la collaborazione, ci mancherebbe altro. Questa sera è anche un piacere vedere di nuovo sul palco Nicola Gallo, bentornato Nicola, e Carlo Mazzanti, che ormai abbiamo avuto occasione anche di conoscere più volte perché è una casa editrice che evidentemente produce molti libri, pubblica molti libri e di conseguenza anche molti scrittori che vengono a presentare. Nicola Gallo è la seconda volta che viene al Grand Central. Abbiamo conosciuto Clodia, il suo primo romanzo giallo, abbiamo conosciuto il suo personaggio, il tenente Marco Dalla Costa, e evidentemente il libro è andato bene. Nicola ha continuato a scrivere sempre parlando di misteri, di crimini e portando avanti anche il personaggio del tenente Dalla Costa. Questa sera, grazie a Nadia Aguglia, ciao Nadia, grazie di essere con noi questa sera. Grazie a Nadia appunto conosceremo meglio il libro, il contenuto, l'opera e anche magari la vita, qualcosa di personale su Nicola, che ovviamente credo che ci sia sempre una connessione tra la vita, dai, qualcosa c'è, lo sappiamo già. Vi passo la parola e io torno più tardi per i saluti finali. Buon ascolto a tutti. Grazie. Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti, grazie all'ospitalità e grazie a Mazzanti di essere qui con noi presente. Allora, per me è difficile, è la prima volta che faccio la presentazione e poi ancora più difficile perché condivido con lui la mia vita sentimentale, quindi è un doppio peso. Comunque, allora, come non so se tutti appunto sapete, però l'ha appena detto anche, è stato appena detto, Nicola, questo è il terzo libro che scrive, però è il secondo giallo. Il primo è stato un libro tecnico legato un po' al mondo del lavoro, visto che si occupava di controlli anche commerciali sul prodotto ittico, insomma. Però questa era stata una parentesi soprattutto legata al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro però l'ha portato anche a fare appunto un'altra scelta, oltre spinto un po' anche dalla sottoscritta, perché ho detto insomma, perché non ti cimenti a scrivere anche qualcos'altro, prova, buttati con un giallo. Non so cosa ha fatto quella volta io nella mia testa, però lui mi ha preso in parola e si è dedicato, è iniziato appunto col primo libro Clodia, che come si può capire insomma è ambientato nella città di Chioggia, dove Nicola è nato e vissuto per gran parte della sua vita e dove appunto ha dato corpo a questo tenente dei carabinieri, un tenente dei carabinieri di questi giorni insomma, no? Quindi con la sua vita anche privata e i problemi che si incontrano tutti i giorni anche nel mondo del lavoro, con i colleghi piuttosto che con l'utenza, perché insomma di carabinieri si tratta e quindi si ha a che fare con l'utenza esterna, con un ruolo da tenere e dopo con la vita privata, che non vado oltre a specificare, però sarebbe meglio leggere anche il primo libro, così insomma si capiscono meglio le dinamiche. Appunto, dopo il primo libro c'è stato possiamo dire anche il seguito, però nonostante si può leggere tranquillamente anche solo direttamente da questo, che è Il respiro del diavolo, e
ed è appunto la continuazione, se vogliamo, con una storia tutta ovviamente diversa, però è la storia insomma narrata dal tenente Marco Dalla Costa, che lo scrive praticamente, che spiega la sua storia in prima persona, è una cosa un po' diversa dal solito. Se vuoi spiegarci, Nicola, perché hai scelto di scriverlo in prima persona, come ti è venuta questa idea, e raccontare un po' senza spiegare troppo del libro. Grazie. Allora, grazie a tutti per la vostra partecipazione, che a me ovviamente fa molto piacere. Allora, questi due romanzi gialli mi sono stati, come posso dire, non ispirati, ma il desiderio di scriverli mi è venuto sulla spinta di quanto mi diceva mia moglie. Tieni corsi un po' di formazione per la polizia locale, eccetera, per i concorsi, gli aggiornamenti, conosci bene la materia, prova a creare una storia, perché questi due romanzi, sia Respiro del Diavolo che Clodia, sono storie di pura fantasia. Ovviamente come libro giallo le tecniche investigative per forza di cose devono essere reali. In questi racconti non ci sono le fantasie di vedere un frammento di osso e da là si scopre un assassino o di l'investigatore con i poteri sovrannaturali. Non ci sono poteri sovrannaturali, sono proprio tecniche investigative come quelle che si vedrebbero effettuare in piccole realtà territoriali, dove ci sono gli operatori in divisa che fanno la ricerca dei testimoni, fanno le misure con la cordella metrica, fanno le foto, si rivolgono a laboratori diversi per avere delle consultazioni, cercano di analizzare la scena del crimine per ricavarne quegli indizi che poi li porterà ad esumere quel qualcosa che poi li conduce a scoprire il colpevole, perché il romanzo giallo tra le sue regole c'ha l'obbligo di avere un colpevole, c'ha l'obbligo che venga scoperto il colpevole, ci deve essere almeno un delitto, almeno un morto. Il Respiro del Diavolo è un romanzo che, seguendo anche le orme di scrittori che a me piacciono, come può essere Camilleri o altri, ho creato un personaggio, gli ho affiancato un entourage di colleghi, l'ho ambientato in una realtà territoriale a me conosciuta, perché i primi 35-40 anni della mia vita li ho vissuti a Chioggia, una città che reputo bellissima, meravigliosa, e là mi è stato più semplice, con una conoscenza perfetta del territorio, riuscire a creare quell'ambientazione su cui far vivere dei personaggi di pura fantasia. La scelta di questo metodo è quella di creare dei personaggi che poi potessero fare delle indagini. Clodia è una, il Respiro del Diavolo è una seconda indagine, una seconda ricerca del colpevole di un crimine efferato, che porta questi personaggi però in un piano che è quale? La descrizione, la narrazione della storia in prima persona, una tecnica forse molto meno comune del racconto della voce fuori campo in terza persona, ma che a mio avviso, secondo i miei gusti di lettura, è una modalità più coinvolgente per il lettore. Il racconto è scritto al tempo presente, questo per dare proprio l'impronta che sia il protagonista a raccontare quello su cui indaga, ma anche quello che sta vivendo durante queste indagini, quello che sta vivendo nel periodo in cui svolge le indagini, perché un'altra particolarità di questi romanzi è il taglio totalmente umano che viene dato ai personaggi, in primis il protagonista e poi in qualche modo gli attori a lui vicino. Questo perché? Perché la vicenda svolta da una persona molto giovane, perché il tenente Dalla Costa ha poco più di 30 anni e le sue assistenti ne hanno poco meno di 30, come sarebbe nella realtà? Per ordine di grado
nella realtà non è che un tenente dei carabinieri ha 60 anni, ne ha 30 e qualcosa. Quindi queste persone vivono anche una vita, un'indagine, le difficoltà di un'indagine, legate proprio all'impatto che questo tipo di lavoro ha sulla vita di giovani di 28, 29, 34 anni. Perché non c'è, per allacciarmi ad altri personaggi che siamo abituati anche a vedere tradotti dai romanzi gialli alla televisione, c'è la persona tutta ad un pezzo, l'investigatore tutto ad un pezzo, con poche debolezze umane. Questi personaggi ho cercato di umanizzarli il più possibile, vedendo anche nella mia carriera lavorativa, che è durata 23 anni con la polizia locale di Venezia, un po' come impatta il lavoro nei colleghi. Fortunatamente io mi sono trovato a lavorare con colleghi di tutte le età e per ognuno di loro il modo di affrontare la vita lavorativa era diverso, sia sotto il profilo proprio professionale, sia sotto l'emotività con cui vivevano le cose difficili da fare. E queste ho cercato in qualche modo, non con delle similitudini, perché non ho riportato il carattere di Tizio piuttosto che di Caio cambiandogli il nome, mettendolo su libro. Ho provato però a immedesimarmi un po' in come vivrebbe una persona di una data età un episodio di questo tipo, perché Il respiro del diavolo, oltre a creare diciamo un'indagine congiunta tra due diverse forze di polizia, una di Clodia e una della città di Andria Marittima, nome di fantasia che richiama molto la città di Adria, in provincia di Rovigo, polizia e carabinieri che indagano assieme alla ricerca di un colpevole che di fatto ne combina di tutti i colori, ma che sembra avere una dote incredibile, quella di passare inosservato come se fosse invisibile. Questa persona riesce a muoversi in un arco territoriale vasto, passando inosservato, perché come è ovvio nella realtà, quando c'è un crimine efferato, c'è un omicidio, di conseguenza arriva subito l'intensificazione dei controlli di polizia, a tutti gli orari, in tutti i posti dove può avvenire un crimine. E questo personaggio, di cui si scoprirà l'identità solo alla fine, riesce a passare inosservato, indisturbato e a commettere crimini di una grossa efferatezza. Poi, per quanto riguarda Clodia, nel libro ho messo i ringraziamenti a mia moglie e a mio padre, che è qua in sala, che ha disegnato a tempo lui la copertina, e mia moglie che mi ha spinto a fare il libro, ed è la lettrice delle audiotracce. Per quanto riguarda questo libro, io ho buttato giù la storia, una mia collega del comune di Venezia ha disegnato la copertina, mia moglie ha letto il libro e la mia testimone di nozze ha fatto una prima correzione di bozze. Quindi è stato un lavoro, passatemi sto termine, di staff, che alla fine mi ha portato alla soddisfazione di vedere pubblicato il romanzo. Ora, a differenza probabilmente dei grandi scrittori che trovate nel panorama della letteratura, per quanto mi riguarda personalmente, la soddisfazione più grande, oltre a quella di vedere persone che vengono a sentirmi nelle presentazioni, è quando i signori Mazzanti mi danno in mano la prima copia del libro finito, dove vedi un'opera che si è realizzata, vedi un'opera finita, e questo, per quanto, almeno per la mia emotività, è una soddisfazione molto grande. Io non sono lo scrittore che in questo momento è in grado di vendere 7 milioni di copie, ma vedere un racconto di fantasia, un lavoro fatto a casa la sera al computer assieme a mia moglie, consultandomi eccetera, che poi si traduce nel romanzo, nel libro, questa per me è una soddisfazione grande, forse per il mio target anche più grande del numero delle copie vendute. Questa cosa qua, infatti di questo io ringrazio la casa editrice Mazzanti Libri, che già dal mio primo libro tecnico giuridico nel 2017, che riguardava controlli di polizia commerciale per la vendita al dettaglio,
e può essere un ottimo suggerimento per le massaie per non farsi fregare quando vanno a comprare il pesce al mercato, perché svela i trucchi di come riconoscere il livello di freschezza del pesce. Poi comunque anche la mia esperienza con i romanzi gialli, che è stata accompagnata con tutta una serie di indicazioni, di consigli, di consulti con i fratelli Mazzanti, per me è stata una cosa molto piacevole da fare e una cosa che in qualche modo mi inorgoglisce molto. Ecco, non so se Carlo vuole aggiungere. E bisogna che in qualche negozio ci saranno ancora quelle cose che quando ho fatto uno stage alla RAI all'inizio degli anni 80 c'erano quei bellissimi display che si accendevano con scritto applausi, no? Me lo devo prendere uno portatile, mettere sul tavolino, dopo attacca il bottone, si accende, però magari ci fanno le pernacche se lo facciano, quindi forse è meglio essere cauti in questo senso. Nicola, dai, siamo noi che siamo orgogliosi di presentarti come nostro autore. Noi lo diciamo sempre, non c'è cosa peggiore io leggo dal 200-300 proposte che mi arrivano durante l'anno e sono solo quelli che leggo io, perché poi qualcosa legge mio fratello, qualcosa lo sparpagliamo a dei lettori che sono generalmente anche nostri autori e che sono degli appassionati, ma soprattutto sono dei competenti. Ecco, io quello che mi fa tremare è leggere le prime righe di un libro che si capisce che, voglio dire, è scritto da una persona che non ha competenza rispetto a quello che sta scrivendo. Allora Nicola ha fatto 3 libri con noi, no? Il primo, lui dice tecnico, sì certo era tecnico perché descriveva un certo tipo di situazione, però era anche utilissimo, voglio dire, insomma, no? Ecco, è stato utile persino per noi, quindi si parte dalla curiosità e ci ha spiegato come, insomma, nel commercio ci siano queste luci che vanno verso il prodotto, che quindi possono indurre a pensare che è di un altro colore proprio, sì, esatto. Quindi insomma no, è più fresco di quanto in realtà non sia. Però i libri in cui ha messo, come dire, veramente se stesso sono Clodia e Il respiro del diavolo, da una parte perché l'ambientazione è quella della sua città della quale lui è innamorato, e come del resto si fa a non essere innamorati di una città, sono tutte uniche ovviamente, però Chioggia ha delle caratteristiche veramente incredibili, e dall'altra parte c'è questo, diciamolo, insomma, questo alter ego, no? Ecco, non ha la sua stessa età, però a lui piace, insomma, come dire, no? Dalla Costa, è un po' il suo eroe, che è una proiezione un po', insomma, dei suoi desideri, no? Ecco, di quello che può essere il suo eroe, che è anche un po' antieroe, perché lo ha detto, non è un uomo perfetto, non è un Superman, no? Intanto è giovane, manifesta delle paure perché, voglio dire, no, non ha questa grande esperienza. Adesso io sono curioso di capire come farà col terzo episodio, col terzo libro, a riuscire a far convivere Dalla Costa, che è tenente e che si sa che quando si viene promossi in realtà non si sta più nello stesso posto, nella stessa sede, e quindi come farà a far convivere Dalla Costa con Chioggia, che è la vera ambientazione, ma lui è intelligente e ci sorprenderà e vedrete che ce la farà, voglio dire. Ma quello che unisce tutte queste cose qui è la, appunto, competenza, nel senso che Nicola ormai sono tanti anni che lavora in un ambiente che sempre di più è diventato un ambiente giudiziario, voglio dire, mentre una volta il vigile, insomma, faceva un certo tipo di controlli ma limitati, poi insomma no, doveva fermarsi ed arrivavano le forze di polizia. Adesso la polizia urbana ha dei compiti veramente molto importanti, a volte anche molto dibattuti, discussi dalla stampa stessa, voglio dire, e dall'opinione pubblica.
e non tutti gli stili amministrativi, diciamo, insomma, locali hanno gli stessi orientamenti. Quindi Nicola ha avuto questa fortuna, questa opportunità in questi suoi anni di carriera di osservare questo cambiamento che lo ha portato a immagazzinare un bagaglio di conoscenze sia tecnico-giuridiche, sia investigative e sia di esperienza, proprio di contatto e anche quindi psicologiche, perché lui sa quali sono le reazioni che ha un poliziotto, un uomo delle forze dell'ordine quando insomma non riesce a capire, brancola nel buio, oppure viene criticato, oppure viene condizionato da elementi appunto esterni come la politica, come l'amministrazione, perché deve dare delle risposte immediate che non può dare perché la verità non ce l'ha in tasca e non l'ha ancora trovata. Lui appunto giustamente non avendo ulteriori competenze che sono quelle della polizia scientifica eccetera, non si cimenta in situazioni che non conosce, no? E quindi costruisce un giallo, un noir, noi abbiamo una collana che si chiama giallo e nero proprio per unire un po' questi due generi che in realtà non sono proprio la stessa cosa, fa un ragionamento di tipo intellettuale, nel senso che un po' come Sherlock Holmes i suoi meccanismi di giallo sono quelli legati al ragionamento, quindi diventa un gioco quasi enigmistico anche con il lettore, perché il lettore effettivamente a un certo punto del libro, se ha letto bene, con attenzione, ha tutti gli strumenti per arrivare a capire più o meno, insomma, no, voglio dire, chi è il colpevole o comunque qual è l'arcano, insomma, qual è e questa è la parte più bella dei libri di Nicola, secondo me, voglio dire, che faccio sempre per snobismo, finta di occuparmi nella casa editrice di saggi, di cose di questo genere qua, ma te lo posso confessare che dai 16 fino ai 20 rotti anni, insomma, ero un lettore di gialli, come dire, compulsivo, avevo gialli sotto il letto, e quindi insomma, poi ho anche, come diceva Einstein, tutto quello che sai è quello che hai dimenticato, no? Ecco, li ho anche dimenticati, non mi ricordo gli autori, non mi ricordo i titoli, non mi ricordo quello che ho letto, ma avendone letti centinaia e centinaia, sicuramente mi è rimasto il gusto della lettura per questo genere. E devo dire che insomma, Nicola, tu sei bravo, nel senso che sei bravo soprattutto perché sei misurato, non vuoi, riesci a non andare oltre a quello che è la misura della credibilità, che nel giallo è una cosa essenziale. Non fai errori tecnici, non metti in mano un bazooka per suicidarsi, cioè voglio dire, no? Ecco, che sono cose che voi credete che siano inammissibili, ma a noi è capitato di dover correggere appunto situazioni nelle quali l'autore, che dopo è stato aiutato nella fase di editing e poi sono diventati bei libri, tra l'altro presentati anche qua, ma io lo cito sempre, aveva messo un modello di Kalashnikov che ha un mirino alto così, che veniva ficcato in bocca a questo poveretto e riuscivano a non spaccargli tutti i denti, cosa impossibile perché insomma, con un affare di quelle dimensioni. Allora, sempre chi ha poi queste competenze anche di tipo tecnico va a fare delle correzioni sperando che non siano delle cose che sono sostanziali nella narrazione, se no bisogna proprio insomma, no, cambiare. Nicola non corre questo rischio proprio perché i suoi libri vengono dalla passione, l'amore per la terra in cui li ambienta, ma soprattutto la competenza tecnico-giuridica investigativa, e qua non accendo applausi perché non ce l'ho. Allora, come dicevamo prima, il tuo primo libro è stato Clodia. Volevo intanto fare un appunto, nel senso, io che ho letto il primo e anche il secondo, ovviamente, ho notato una maturità e maturazione, insomma, sia nello scrittore, nei personaggi e anche nel modo di scrivere. Poi in Clodia, appunto, magari essendo il primo,
Qualcuno ha detto ci sono pochi personaggi, in quest'altro il numero di personaggi è più abbondante, giustamente, perché il lettore deve capire, deve avere un po', dire è stato questo, è stato l'altro, chi sarà stato, insomma, no? Perché altrimenti uno dice sì, anche la storia è importante perché c'è una bella storia sotto, chiaramente, però dopo il lettore di gialli vuole anche cercare di essere lui stesso come si chiama? Il detective e il tenente che scopre l'assassino. E tornando appunto a ritroso, ancora prima di fare la prima parola nel tuo libro, io ti ho suggerito scrivi un giallo perché informandomi un po' è uno di quei libri che appunto ha delle regole fisse, fondamentalmente. Gli altri, fantasy eccetera, ci si spazia appunto giusto con la fantasia, dopo però bisogna ricordarsi tutte le cose che uno mette nel libro, però il giallo ha proprio delle regole fisse, se vogliamo, no? Hai trovato difficoltà a rimanere dentro queste regole, e poi se mi confermi appunto il fatto della maturazione nello scrivere che hai avuto, anche se ti sei identificato con qualche personaggio o se ti sei, come si dice, se hai calcolato nei tuoi libri qualche personaggio che hai conosciuto rivedendoli, insomma, un po' con la tua fantasia. Allora, a me piace imparare dalle osservazioni che reputo essermi fatte in maniera costruttiva. Allora, i commenti che ho ricevuto sul mio primo romanzo Clodia sono stati tutti positivi. Qualcuno, pochi, mi hanno detto però il numero di personaggi non è così tanto vasto. Poi, unendo questo ad un consiglio che mi è stato dato da Andrea Mazzanti, il fratello di Carlo, che mi ha detto quello è intelligente, che mi ha detto attenzione, quando si scrive un secondo libro non bisogna lasciarsi trasportare troppo dall'enfasi del primo, se no si rischia di fare una cosa o che riesce peggio o più scarsa. Allora, unendo queste cose ho pensato, vedendo anche il lavoro che facciamo noi qua a Venezia, dove spesso capita di collaborare con altre forze di polizia eccetera, questo mi ha dato lo spunto per inserire sia nella squadra investigativa una componente e una, passatemi il termine, in qualche modo supplente, che vadano ad integrare per creare le squadre che fanno le indagini, come si fanno i pedinamenti, le richieste di informazione ai possibili testimoni eccetera, sia anche capire, viste le leggendarie rivalità tra le forze di polizia, come sarebbe potuto uscire un'interazione tra due forze di polizia così tanto diverse, la polizia e i carabinieri. È stata, diciamo, un po' una sfida per me provare in qualche modo a cimentarmi in questa cosa. La scelta del giallo, è vero che il giallo ha delle regole molto ferree, molto fisse, molto precise, però diventa anche un gioco un po', secondo me, con il lettore, ed è per questo forse che scrivo al tempo presente in prima persona, in cui il protagonista racconta la storia al lettore e gioca con lui a vedere chi scopre prima il colpevole, perché nella narrazione della vicenda, dell'indagine, io gli elementi al lettore per scoprire chi è il colpevole li do tutti, più o meno celati, più o meno camuffati, però essendo indagine deduttiva, un po' come voleva fare nel 1800 Edgar Allan Poe con i delitti celebri che sono stati il primo romanzo giallo della storia di fatto, provo a far cimentare, a far impegnare il lettore a seguirmi e a capire chi è il colpevole. Diventa una specie di gioco, una sfida, per vedere poi, ovviamente, sono celati perché non deve essere troppo facile, perché se no si va a banalizzare l'indagine. Le indagini vere non sono mai banali, almeno che non ci sia il cosiddetto reo confesso, quello che o è sorpreso da una telecamera che lo inquadra e sulla faccia ha scritto nome, cognome, indirizzo, oppure uno che si pente e si va a consegnare
alle forze di polizia raccontando il misfatto. Cioè, se non ci sono queste due ipotesi, le indagini sono molto complesse per omicidio, e questi libri cercano di immedesimarsi in questa storia, quindi per me è un po' una sfida. E come diceva Carlo prima, il tenente prima o poi aumenterà di grado, prima o poi, come succede nell'Arma dei Carabinieri, avrà un possibile trasferimento, chi lo sa, non si sa, la sua assistente potrebbe essere trasferita, oppure potrebbe chiedere di lavorare in un altro reparto che non sia quello investigativo, ma magari, che ne so, quello stradale piuttosto che quello ambientale, e quindi questo diventa un ulteriore stimolo per riuscire a ragionare su un possibile reato, anche perché ce ne sono tanti e il nostro territorio, diciamo in una misura più macroscopica, si presta molto a poter immaginare con un po' di fantasia un possibile crimine, che per fortuna non è che ce ne siano così tanti in questa zona, per fortuna nostra, e quindi anche qua è una sfida, è un gioco. Ovviamente sono storie totalmente inventate, quindi non sto immedesimandomi in una serie di soggetti che hanno fatto un qualcosa, che vengono travisati con un altro nome. Ovviamente mi sono creato questo personaggio, che è un personaggio molto reale, anche se inventato, che possa avere appunto un piano umano, come mi piacerebbe immaginare che fosse una persona nelle sue condizioni. Io suggerirei, visto l'orario, a Nadia se vuole leggersi un passaggio del libro per dare un po' un'idea della scrittura, di come scorre, perché poi a me non piacciono i romanzi lunghissimi, quindi Clodia è 185 pagine, queste 215, scritti come sono scritti, sono fatti appositamente nella speranza di incollare il lettore al libro finché non se l'è divorato. Ecco, questo è, spero di esserci riuscito abbastanza e di migliorarmi anche su questo, insomma. Io chiedo già clemenza, perché non è facile, a parte aver registrato è un conto, ma leggere davanti a una platea è ancora più difficile. Aspetta un attimo. Cos'è? Ecco. Buongiorno Ribetti, cosa vuoi di domenica mattina? La mia voce assonnata sembra più un lamento dislessico dall'oltretomba che un suono umano. Mi scusi se la disturbo nella sua domenica di riposo, ma abbiamo una richiesta urgente da parte del commissariato di polizia di Andria Marittima, un comune che dista da Clodia una mezz'oretta di macchina. Ha telefonato qui in caserma il loro commissario capo chiedendo di poter parlare con il comandante o il suo vice, così prima di disturbare Gamberini. Con i colleghi abbiamo valutato che fosse meglio chiamare lei. Cerca di spiegarmi il collega parlando. Come al suo solito, come una mitraglietta spara vocaboli. Grazie della considerazione, hai fatto bene, anche se avrei preferito continuare a dormire. Ma cosa vuole questo commissario capo? Chiedo, cercando di ridestarmi mentre arranco in posizione seduta. Non lo so di preciso, ma sembra che sia stata aggredita una dei loro ispettori che stava indagando su un caso di omicidio. L'ufficiale in comando ha pensato di confrontarsi con noi, ritiene che l'aggressione subita dalla collega sia legata al caso che sta seguendo, continua Ribetti, sempre a raffica, come una macchinetta che non si inceppa mai. Ok, ho capito. C'è modo di contattare quest'uomo? Ti ha lasciato un numero di cellulare o ha detto se viene in caserma? Ha lasciato un numero di telefono con la preghiera di essere contattato da lei o dal capitano appena possibile. Solo questo. Annoto il numero su una salvietta di carta perché non trovo altro sul comodino dove scrivere e chiudo la telefonata. Ma cosa vuole Ribetti con quella sua voce gracchiante come un disco rotto? Chiede Anna, seccata per il sonno interrotto. Mi ha parlato di un commissario di polizia che vuole parlare con noi riguardo l'aggressione di una dei suoi, ma non sapeva dire altro. Mi ha passato il suo numero, tra un attimo lo chiamo per capire cosa vuole. Va bene, ora che Ribetti mi ha infastidito a sufficienza, mi alzo e preparo la colazione. Intanto tu cerca di svegliarti, che sembri uno zombie passato sotto un rullo compressore.
commenta svogliata. In effetti l'alcol di ieri sera la sta ancora facendo da padrone e fatico a riprendere una condizione decente e lucida. Essere andati a dormire alle 4:30 del mattino di certo non mi aiuta, ma comunque siedo al tavolo della cucina e appoggiato con un gomito sul piano per sostenermi la testa con il braccio, compongo il numero. Buongiorno, sono il tenente dei carabinieri di Clodia, Marco Della Costa. Ho avuto il suo numero dalla mia caserma unitamente ad una richiesta di richiamarla subito. Con chi sto parlando? Mi presento e chiedo. Buongiorno tenente, sono il commissario capo Dino Delfi, responsabile del commissariato di Andria Marittima. Mi scusi se ho disturbato di domenica. Una mia ispettrice è stata aggredita con delle modalità alquanto simili a quelle praticate dall'assassino di un caso a cui sta lavorando e pertanto ritengo evidente il collegamento tra l'indagine e quanto le è successo. Ecco, come vedete, come avete sentito da questo piccolo spezzone che è stato letto, una paginetta, cioè, un ragazzo di 34 anni con la partner a letto dopo una nottata brava, vengono ridestati di soprassalto dal collega, e vi posso assicurare che in ogni ufficio ce n'è uno che parla raffica come una macchinetta effettivamente e dimostra questo pezzo che è stato scelto appositamente per dimostrare il piano umano su cui vivono la storia, i personaggi. Ecco, abbiamo scelto questo pezzo proprio appositamente per far capire questo, perché un piano umano dei protagonisti aiuta meglio il lettore a capire le difficoltà di vivere un'indagine, che in questi due libri, sia Clodia che Il respiro del diavolo, vengono descritte, soprattutto quando figurativamente battono la testa contro il muro, perché dopo giorni di indagine le prove sembrano non portare da nessuna parte, sembrano non indicare alcuna strada, sembrano non descrivere un colpevole certo, ma solo un colpo d'occhio e una brillante deduzione farà sì che si scopra il colpevole. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Carlo? Sì, adesso dico chi è il colpevole. Se c'è qualche domanda del pubblico, tanto ci sentiamo anche senza microfono. Volevo capire il titolo, la motivazione del titolo e il disegno che c'è in copertina. Allora, come vedete il disegno è un 8 scritto in orizzontale che richiama che cosa? Il simbolo matematico dell'infinito. Allora, il fatto che sia infuocato è perché è in qualche modo una componente delle sevizie che ricevono le vittime, perché ce n'è più di una. Donne. Il nome Il respiro del diavolo in realtà è uno dei tanti nomi di una potentissima droga di cui spesso cadono vittime le donne. Il nome della pianta che la origina, giusto per non scoprire troppo, si chiama burundanga ed è la droga dello stupro, o la scopolamina più a livello scientifico, e in gergo viene chiamato il respiro del diavolo. Questa è la motivazione. Qualcuno ha qualche altra domanda? Io intanto, se ti è stato più difficile scrivere il primo libro come primo libro o il secondo, pur già avendo appunto, come si dice, rotto il ghiaccio? Forse l'indagine del secondo è stata più difficile perché è molto più complessa, ma emotivamente il primo perché era l'inizio di un progetto per il quale
non avevo mai pensato di poter in qualche modo riuscire a concludere una cosa di questo tipo. Posso dire la verità, nella mia vita non avrei mai pensato di scrivere romanzi gialli, avrei pensato piuttosto qualsiasi altro tipo di romanzo, ma non quello giallo, che dico anche che in questo 2 o 3 anni ho provato anche a cimentarmi con la descrizione, con la narrazione del thriller, e le bozze che ho prodotto vanno a finire sempre nel giallo, quindi mi viene da pensare che la mia strada sia quella. Io non ho mai pensato di poter organizzare nella mia vita un festival letterario e invece è successo anche questo, quindi succede. Volevo chiederti anch'io lumi sulla copertina, ma è già stato chiesto dal pubblico, quindi non te lo chiederò. Invece prima è stata fatta una precisazione dicendo che Nadia è anche la lettrice del libro, perché questo non è solo un libro, ma è anche un meta-liber. Molti lo sanno già che cos'è, ma non diamo per scontato che tutti lo sappiano, per cui non so chi di voi preferisce, può anche spiegare effettivamente che cos'è un meta-liber? Allora, ve la faccio semplice. La casa editrice Mazzanti si è fatta il brevetto di un'applicazione che è quella che potete scaricare gratuitamente ed è quella al centro dei 3 loghi che vedete sul libro. Accedendo a questa applicazione si apre la schermata del dispositivo informatico, telefono, tablet, quello che può essere, inquadrando il QR code che c'è all'inizio di ogni capitolo è possibile sentire, letta da Nadia, l'audiotraccia di quel capitolo, perché con la casa editrice si propone la costruzione dell'audiotraccia completa che poi viene messa a disposizione gratuitamente per quegli istituti che seguono i non vedenti, gli ipovedenti o le persone che purtroppo per la loro condizione non hanno più la capacità di riuscire a leggere. Ecco, mi sembra che come spiegazione possa andare bene. C'ho anche l'assistente che mi spiega le cose che ho fatto io, meglio di così voglio dire. Lamentati dopo, eh? No, ma Dico, grazie Nicola, perché insomma no, mi ha spiegato a tutti quello che insomma, sì, no, lo confermo, è stata un'esperienza che è nata perché anni fa abbiamo donato, diciamo, questa infrastruttura tecnologica all'Ios Club che si occupava di costruire un elenco, un database di libri che erano audiolibri però letti da volontari, non da attori professionisti, perché i Lions Club per tradizione si occupano di cecità, quindi ecco, di aiutare queste persone. Noi abbiamo regalato questa tecnologia e quindi poi l'abbiamo applicata anche ai nostri libri con la stessa finalità, che non è una finalità di business, tanto è vero che gli altri editori non lo fanno, perché come tu sai ci sono i produttori di audiolibri che guadagnano vendendo gli audiolibri negli store dedicati, voglio dire, a quello, e poi ci sono gli editori che fanno gli editori industriali di libri che invece guadagnano in quello. Noi abbiamo cercato di unire le due cose, quindi allo stesso prezzo si può avere lo stesso risultato, ma soprattutto non è un risultato che induce, che vuole indurre a non leggere, è una cosa che si fa per le persone che non sono in grado di leggere, ecco, questo è il punto, insomma. Quindi diciamo una finalità più sociale che economica. Un'iniziativa lodevole sicuramente. Torno a Clodia, prima hai detto che hai ricevuto delle critiche perché i personaggi non sono tantissimi, invece io ho apprezzato questa cosa perché mi ha aiutata a restare dentro la storia, a viverla in prima persona e quindi secondo me non so cosa cercassero in più di quanto già non ci sia. Adesso non so sul Respiro del Diavolo se c'è stato un allargamento di personaggi, ma io Clodia l'ho apprezzato. Allora, fortunatamente queste critiche sono state pochissime sul numero dei personaggi, però
rispondo come ho risposto a queste critiche dicendo che la cosa è stata voluta, perché grazie al fatto che ci fossero meno personaggi a distrarre il lettore, ho potuto in Clodia descrivere meglio e in maniera più approfondita la mia città, indicando posti, descrivendo luoghi, descrivendo ambienti della mia città, che era lo scopo con cui sono partito. L'ambientazione dei personaggi, secondo me, nel primo dei loro episodi doveva essere quella di far capire al lettore dove vive, dove si muove questa gente, per dargli una dimensione ancora una volta umana, perché non può essere il Montalbano di turno, la casa del commissario o il sagrato del commissariato e l'ufficio del commissario, almeno per il fatto che non ritengo di avere le capacità descrittive di Camilleri, ok? Quindi ho cercato di ridurre i personaggi che possono distrarre per concentrarmi più sulla descrizione di parti del territorio. Su Clodia trovi la piazza di Chioggia, trovi il lungomare, trovi la descrizione dell'isola verde, trovi tutta una serie di luoghi, di collocazioni geografiche che diversamente non avrei trovato lo spazio per descrivere. Certo, certo. No, infatti io ho apprezzato. È la seconda volta che citi Camilleri questa sera. Hai citato Allan Poe prima, vuoi dirci qualche altro tuo riferimento letterario nel genere? O se hai altre preferenze? Allora, io in realtà leggo un po' di tutto. Io sono nato come lettore appassionato di Poe, sebbene sia uno scrittore che non abbia scritto migliaia di opere. Ad altri autori mi sono interessato successivamente, magari vedendo le trasposizioni dei loro romanzi in opere crime, quelle che vediamo per TV, però in realtà io leggo un po' di tutto, quella che è la romanzistica, thriller, gialli, horror, qualsiasi cosa, perché la lettura ti aiuta a capire non solo le fantasie che possono avere i vari scrittori nello scrivere, ma con un po' di attenzione ti aiutano a capire anche come può essere più efficace un modo di descrivere una cosa piuttosto che delle altre. Ecco, questo perché penso che da tutti i grandi autori della storia ci sia sempre molto da imparare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopo questa breve chiacchierata, appunto volevo proprio chiedere al pubblico se c'era qualche spunto in più. Roberta, non so se riesco a raggiungerti col microfono, perché così, essendo che siamo anche in diretta, ti sentono meglio magari. Innanzitutto complimenti, ho apprezzato, sono molto coinvolta anche se il mio genere è scrivere poesia, però mi sono, insomma, quantomeno io, ispirata a scrivere dell'altro, poi magari è rimasta in forma di bozze, ok. Chiedevo, c'è il presupposto, c'è già qualcosa che diciamo aleggia così come forma di pensiero per un sequel o un altro libro? E se sì, che cosa, a che cosa sarebbe ispirato, senza svelare niente? Grazie. Grazie a te. Io chiamo il mio pubblico per nome perché sono fortunata di avere una serie di persone sempre presenti, appassionate, e quindi ormai ci conosciamo bene. Allora, fermo restando che a me, diciamo, piacerebbe prima o poi riuscire a scrivere un thriller, io credo che ci sia una parte fondamentale della mia città, Chioggia, che può ospitare, valutandolo bene, un reato, un omicidio da risolvere, perché proprio è una parte estremamente particolare di quel territorio. E io credo che tra non molto proverò a dare gambe alla possibilità che il tenente Dalla Costa risolva un delitto anche là.
Bene, devo dire che questa copertina già porta un po' verso il thriller, no? Perché ha dei colori abbastanza forti, un contrasto, il fuoco, insomma, faceva già alludere forse a qualcosa. Dal pubblico qualche altro intervento, qualche curiosità, il signore in fondo? Ciao Nicola, perché ci conosciamo. Ciao, caro. Come si passa da un libro principalmente tecnico, in cui descrivi il pesce, che ovviamente voi Chiozzotti vivete di mare e quindi avete solo da insegnare, come si passa da un libro estremamente tecnico, quasi una sorta di manuale, a un libro giallo, che in realtà è un romanzo, lo chiamiamo noir, io lo chiamerei poliziesco, o quello che è. Da te, appassionato della tua città, che hai definito bella, io la conosco poco, la definisco accogliente perché vedo le persone che la rendono accogliente, e quindi è una città che visito poco ma visito sempre con piacere. E come si passa da un manuale a un poliziesco? Cioè, cosa è scattato nella tua testa che ti ha fatto fare ah no, secondo me è un salto nel buio, nel senso, cioè, sei passato da una cosa che conoscevi a menadito a una cosa che è un punto interrogativo. Allora, ripeto per chi magari non ha sentito, vogliamo capire qual è stato il passaggio tra la manualistica e invece l'opera di fantasia, a parte il suggerimento di Nadia di scrivere il libro giallo, però c'è stato un salto, quindi di genere. Com'è avvenuto, perché è avvenuto, se ce lo vuoi spiegare un po' meglio. Allora, se dovessi risponderti con una battuta, ti risponderei che dipende dalla moglie che hai. Ecco, qua si casca sempre. Allora, che ovviamente mi ha supportato quando ho pubblicato il primo e mi ha spinto verso il secondo. Allora, è vero che la mia prima passione è il mare e tutto quello che ci sta dentro e anche fuori, e i miei studi scolastici si sono finalizzati su quell'ambiente. È altrettanto vero però che ho lavorato 23 anni con la polizia locale e dal 2010 ho cominciato a tenere corsi di formazione. C'ho anche una ragazza che ha fatto il corso con me che è riuscita a superare il concorso, ok, qualche anno fa. Ho fatto per 10 anni, 12 anni all'uscita di Clodia corsi di formazione dove andavo a discutere anche la procedura penale, okay, che sono gli atti che bisogna fare, propedeutici per perseguire un reato. Sono sempre stato un appassionato di polizieschi, di crime, di thriller. Quindi è stato, il salto nel buio è stato non tanto cimentarmi con questa materia, ma il capire se ero in grado di scriverla, di poter descrivere un'indagine, perché un conto, come sai bene, visto il lavoro che fai, siamo colleghi, è svolgerla un'indagine, un conto è trovare il modo di descriverla in modo che una persona qualsiasi che non conosce l'arte investigativa sia in grado di capire cosa stanno pensando e cosa stanno facendo gli attori. Ecco, questo è stato il salto del buio, però le sfide a volte sono belle e in tutta onestà poi confidavo sul fatto che la conoscenza della casa editrice potesse aiutarmi attraverso più Andrea che Carlo, devo dire la verità in questo senso, ad apporre eventuali correzioni se avessi scritto qualche atrocità, ecco, cosa che non è avvenuta per fortuna, però è stato un esperimento, è stata la voglia di mettermi alla prova e per fortuna è andata bene. Bene, grazie dell'ulteriore spiegazione. Vi faccio l'ultima domanda che non c'entra molto col libro. Mi ricordo bene che l'altra volta abbiamo parlato anche delle serie TV che ti appassionavano, perché appunto, o perché tratte da romanzi o altro. Dall'anno scorso a quest'anno qualcosa di nuovo che ci consigli di guardare, visto che ormai le serie TV sono diventate quasi più importanti dei film stessi? Se devo dire la verità, io non guardo le TV a pagamento,
e se voi guardate la TV non a pagamento, le serie sono le stesse dell'anno scorso, dell'anno prima e di quello prima ancora. Quindi voglio dire, potete fare un ripasso se volete. Beh, io guardo ogni anno La signora in giallo, cioè io Jessica Fletcher è sempre stessa ora, stesso canale, e io ogni anno me la riguardo e le conosco quasi tutte a memoria. Ogni tanto ne becco una che non ho vista, ma per me è intramontabile. Guarda, posso dire che io ho visto anche qualche episodio della Casa nella prateria che guardavo quando avevo 5 anni in divano con mia mamma, e abbiamo anche letto con mia moglie il pacchetto di libri a cui è ispirata quella serie, giusto per capire sempre le capacità descrittive degli autori. È una curiosità. È il mio sogno, non lo trovo, è il mio sogno leggere il libro della Casa nella prateria. Comunque, beh, mi fa piacere che abbiamo un po' gli stessi gusti. È Anche, colpa mia però, anche, scusa, per la Casa nella prateria è colpa mia, perché vabbè, io l'ho sempre seguito da bambina, adesso lo fanno sempre, se volete saperlo, sul 27 a tutte le ore del giorno, e però sì, siccome appunto so che era preso da sta ragazza, la donna sì, poi lei che scrive, certo. che ha scritto, io dico, ma io sono davvero curiosa, ho detto, ma senti, non può essere che abbia avuto tutti questi episodi eccetera. Abbiamo letto e vabbè, insomma, ci sono poche analogie, tante differenze, però va bene, insomma, è piacevole uno anche l'altro, ma era giusto non fermarsi anche al giallo o al romanzo, che ne so, rosa, eccetera. Anche questa può essere, tra virgolette, vabbè, non una stupidaggine, perché sono sempre libri per bambini. Siamo adulti, sì, ma cosa vuol dire? Bisogna, secondo me, essere aperti a tutto, a tutte le letture. Certo. E dopo ho portato anche lui a leggere. Attenzione che nella Casa della prateria, nell'ultimo episodio, non so se sapete cosa succede, cioè No, il paesano, non puoi spoilerare. spoiler, ma ormai c'è 40 anni che lo ripetono, Guarda, ma adesso io sono non posso dirlo, nessuno ha visto l'ultimo episodio, c'è una, come dire, un'integrità morale nei personaggi di quella serie che è una cosa pazzesca. Fanno saltare in aria il loro paese pur di non venderlo a chi ci voleva costruire sopra la ferrovia, adesso non mi ricordo, cioè no, questa è la mia terra, qui ci ho costruito la mia casa e tu non mi fai passare il treno sopra, l'hanno fatto saltare in aria. È una cosa, cioè io l'ho trovata assolutamente pazzesca, un classico finale col botto, come si suol dire. Bene. Allora Nicola, sei stato qui l'estate scorsa, sei stato qui quest'estate, e va da sé che alla prossima occasione non c'è due senza tre, e quindi ti aspetto. Potrei proporti per quando sarà la Valle dei Sette Morti. Ecco. Spoiler, Ha già fatto il Potrei. spoiler, Potrei. È un'ipotesi. spoiler, bene, molto bene, accogliamo. Detto questo, ormai credo che del libro abbiamo sviscerato un po' tutto, quindi grazie Nadia, grazie della tua presenza qui, anche se era la tua prima esperienza come moderatrice, direi che te la sei cavata molto bene. Averlo saputo però della diretta Facebook. Ti ha messo... No, dai. Nicola, ti conoscevamo già e quindi non è stato altro che una conferma averti e sentirti parlare del tuo libro, della tua opera. Carlo lo conosciamo tutti, quindi grazie per essere tornato a Mestre, a Grand Central, perché comunque venite da fuori anche tutti, quindi c'è stato uno spostamento anche logistico e mi fa ancora più piacere che siate qui questa sera. Ovviamente ringrazio il pubblico presente in sala, il pubblico che ci ha seguito da casa, e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, il 12 giugno, con Serena Perozzo e il suo libro Echi oltre le mura. Sarà presente l'editore Piazza e sarà un'altra sicuramente bellissima serata qui a Grand Central.
Ora, per chi fosse interessato al libro di Nicola, ci sono alcune copie in vendita, vi potete rivolgere direttamente all'editore. Nicola è qui per dedicarvele e per autografarle sicuramente. Grazie. Niente, grazie a voi e arrivederci a mercoledì prossimo. Dopo che poi